Accanto a me Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale dell'Università di Padova, che secondo un collaudato modello dei nostri eventi collabora con me nella conduzione dell'evento e al quale chiedo subito di entrare in gioco perché abbiamo fatto una piccola modifica al volo del programma, nel senso che, tornando al video di cui abbiamo proiettato all'inizio, degli 8 imprenditori a cui abbiamo chiesto un parere, Paolo Gubitta ha colto 10 parole chiave che gli chiedo di dire e di dirci e che in qualche modo poi potranno guidarci anche nella nostra discussione successiva. Bene, ho immaginato di essere un cittadino di questa terra e ascoltando le persone che hanno parlato prima di voi, ho selezionato appunto queste 10 parole che secondo me rappresentano linee guida per interpretare le sfide dell'altro mondo che ci aspetta. Qualità. Federico Rampini non l'ha usata, ma la qualità dei buoni lavori che permettono ai giovani e alle giovani americane, giovani, di essere ricchi e che noi non abbiamo. Responsabilità, perché ancora una volta Federico Rampini ha citato giovani che in giovane età occupano posizioni apicali, la responsabilità di una classe dirigente lungimirante e generosa che lascia i giusti spazi a chi se lo merita. Leadership, Nicola Meneghello ha detto testualmente ostaggi di una leadership, mi verrebbe da dire citando il titolo di un libro, con un piede impigliato nella storia. Se è una leadership che ci tiene in ostaggio, liberiamocene. Mappe. Walter Bertin ha parlato di nuovi metodi di lavorare che reclamano framework o mappe cognitive diverse. Equilibrio. Oscar Marchetto ha parlato di diversificazione, una diversificazione guidata dalle competenze cumulate e quindi da tutto quello che abbiamo prodotto nei decenni precedenti. Transdisciplinarietà, Maria Cristina Gribaudi, sostanzialmente la sua esperienza ci dice che non esistono confini stabili tra le discipline, tra i mestieri, e questo apre percorsi inediti per tutti. Possiamo imitarla. Servitizzazione, Filippo Zuppichin sostanzialmente ha detto io devo, nei miei prodotti c'è anche una grande quantità di servizio e quindi l'internet delle cose e quant'altro, e il tema della servitizzazione è importante. Multilocalizzazione, Massimo Pavin ci ha parlato dei stabilimenti in giro per il mondo. Per gestire la multilocalizzazione servono skill raffinate, mi verrebbe da dire gourmet, e quindi richiamano la gestione del capitale umano. Alberto Baban? Frammentazione, Alberto. Ed è bella questa parola perché viviamo in un mondo interconnesso. Immaginare che in un mondo interconnesso ci sia frammentazione è controintuitivo, quindi anche bravo ad averla citata. Opportunità, Mario Moretti Polegato, e così chiudo, ha parlato per l'ennesima volta, mi verrebbe da dire, delle opportunità per i giovani. Ampliare il ventaglio delle opportunità nella prima giovinezza è il miglior privilegio che le nuove generazioni possono avere da una classe dirigente, e con questo con le opportunità per i giovani di Mario Moretti Polegato ritorniamo a Rampini. Ne avrei una 11ª che riguarda un po' le infrastrutture, ma me la tengo per la fine. Nonostante Time's Up, io non posso rinunciare alla chiusura del professor Gubitta, che è perfetto. Velocissimo. E anche da voi ho tirato fuori delle parole chiave. Eleonora Di Maria, ti sintetizzo Eleonora con snodi. Ci ha parlato di snodi che possono favorire la circolazione dell'innovazione, li potremmo chiamare Innovation Gatekeeper, quelli che aprono la porta dell'innovazione. C'è SMACT, c'è Infocamere, a Venezia c'è RARA, la fondazione RARA. Gli snodi ci sono, usiamoli. Federico Zoppas, riassumo il tuo intervento con la parola ecosistema, e di fronte a progetti sfidanti, ambiziosi, le reti si creano e funzionano. Abbiamo questo ecosistema? Imitiamolo. 1, 10, 100 ecosistemi come quelli che tu e altri avete messo in piedi. Susanna Galesso, hai parlato della governance, ma la riassumo con un'altra parola che è condivisione, ovvero creare le condizioni all'interno dell'organizzazione per fare in modo che chi ha le competenze per decidere sia in grado di poter fare. Il lavoro oggi vuol dire significatività, crescita, appartenenza e ambizione.
dove c'è condivisione queste cose succedono, la condivisione replichiamola. Giuseppe Caldiera, hai ricordato quello che anche per merito del nonno di Federico è stato fatto nel 57, riassumo quello che hai detto con la parola visione, hai citato la necessità del coraggio di un nuovo patto territoriale, ecco questo benedetto patto sottoscriviamolo. La parola che avevo lasciato alla fine sì, è infrastrutture. ponti, Certo. ponti, ci sono i ponti fisici, le infrastrutture di cui in parte ci ha parlato Leopoldo Destro, che permettono di ridurre la frammentazione di cui ci aveva parlato in apertura implicitamente Alberto. Ci sono i ponti cognitivi e relazionali, che è di fatto l'idea che è stata dietro la tua proposta, Antonio Santocono, di creare Dive con me, con Fabrizio Dughiero e con Giulio Bucciuni. La nostra ambizione, Presidente, è diventare i sensali per far accadere le cose, non nei termini di vedo gente, faccio cose, no, cose concrete per far accadere il trasferimento del capitale umano. E poi la chiudo con i ponti mobili. Fino alle 4:30 io ero in aula a insegnare Performance Management and Compensation, una laurea magistrale in Management for Sustainable Firms. In aula avevo un kazako, albanesi, svedesi, iraniani, polacchi, ungheresi, dal Centro America e dall'Africa centrale. Io fino alle 4:30 stavo formando la generazione Z di cui a parole a cui tutti siamo interessati a parole. La generazione Z per il 48% è fatta da persone non caucasiche. Noi le formiamo queste persone, dobbiamo fare in modo che poi vengano a lavorare nelle nostre imprese, nei nostri territori. Fino alle 4:30 ho fatto lezione, poi sono venuto qua e qui sono venuto a ibridarmi con il sistema socio-economico. E allora, e chiudo, la mia presenza qui oggi, Alessandro, cari amici e cari amiche, secondo me è una bella storia da raccontare, la mia presenza qui oggi dalle 6 in poi, perché io oggi qui rappresento quella parte dell'università che, recitando il libro che citavo prima, non ha i piedi impigliati nella storia. E quindi parliamo anche di questa università. Io penso di meritarmelo e penso che se lo meritino tutte le persone qui presenti, un applauso. Anche i miei studenti e le mie studentesse. Grazie prof. Grazie prof.